Premier Conte dice che si tratta di un passaggio che richiederà giorni, settimane e mesi. Il ministro Stefani spiega che l'accordo non c'è, che sono ancora molti nodi. Governatore Zaia, questa discussione non deve essere un'inutile perdita di tempo. Camorra in Veneto, a 2 giorni dal maxi blitz che ha portato all'arresto di 50 persone, oggi ne è stata arrestata un'altra nel Casertano. Si tratta di Antonio Puoti, 33 anni, che inizialmente era riuscito a fuggire alla polizia. È sfuggito forse alla sorveglianza del nonno, un bimbo di 3 anni è finito con il piedino sotto la ruota dell'autobus, il piccolo è stato trasportato subito all'ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi, è accaduto a Vicenza. Inferno stamane lungo la A22 del Brennero, all'altezza di Novarole Rocca in provincia di Verona, una serie di maxi tamponamenti, 100 i mezzi coinvolti, grave il bilancio, una vittima e oltre 30 feriti. Furti in abitazioni e ville tra il Trevigiano e il Pordenonese, una banda criminale di albanesi è stata arrestata, un centinaio i colpi messi a segno, circa 1 milione di euro i proventi illeciti. Gianluca Rana, figlio del patron Giovanni, è stato ritenuto colpevole di aver offeso un ex dirigente dandogli del finocchio. Il pastificio ha sempre negato che il suo amministratore delegato abbia mai rivolto appellativi omofobi. 2 angeli al Carnevale di Venezia saranno Erika Chia, Maria del Carnevale 2018 e Niccolò Rossi, Maria dei Lettori 2018, a scendere dal campanile di Piazza San Marco domenica alle 12. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque i nuovi sviluppi sul tema dell'autonomia con l'intervento nel pomeriggio del Premier Conte, che ha spiegato che si tratta di un passaggio che richiederà giorni, settimane, mesi. Qualche ora prima era intervenuta il ministro Erika Stefani, che aveva detto l'accordo non c'è, ci sono ancora molti nodi. Interviene anche il governatore Zaia, che dice questa discussione sta coinvolgendo tutti ma non deve finire in un'inutile perdita di tempo. Prima le parole del ministro Erika Stefani, poi quelle del premier Giuseppe Conte al question time in Senato. Interventi che in poche ore fanno presagire un ulteriore allungamento dei tempi nel già difficile percorso verso l'autonomia del Veneto. La giornata inizia con le dichiarazioni del ministro per gli affari regionali Stefani, che in commissione bicamerale spiega i testi non ci sono perché l'intesa non c'è l'accordo, dice, i nodi da sciogliere sono numerosi, i testi che stanno circolando sono spesso erratici, sono bozze che tali sono, la parte ambientale della sanità non è definita, sui beni culturali non vi è l'accordo, sull'istruzione c'è molto da decidere, i testi, conclude la Stefani, ci saranno quando ci sarà un accordo. Poche ore più tardi è il Presidente del Consiglio, Conte, in Senato a parlare di autonomia. Di chiarire un passaggio che è sicuramente molto significativo, che ci occuperà nei prossimi giorni, prossime settimane, mesi. In questa fase, come è noto, l'Esecutivo sta completando un'intensa e complessa attività istruttoria e di negoziazione propedeutica alla redazione di un testo condiviso con le regioni richiedenti. Dunque il lavoro è tutt'altro che finito e le tempistiche difficili da prospettare. Io sono preoccupato del fatto che le forze di governo che ci governano sono coloro che hanno sostenuto l'autonomia al referendum e hanno sostenuto anche l'autonomia al contratto di governo. Siccome sulla Lega non ho dubbi perché la sostiene al 100%, a questo punto i cittadini dovranno chiedere conto all'altra forza, al Movimento 5 Stelle, rispetto al mantenimento o al non mantenimento eventuale, io spero di no, dell'accordo sull'autonomia. Un messaggio ai 5 Stelle, ma non solo. Finalmente l'Italia si è accorta che non stavamo scherzando, nel senso che ho l'impressione che qualcuno pensasse che giocassimo a Monopoli. Per noi l'autonomia è una roba seria e vogliamo arrivare in porto, visto considerato che rispettiamo quella Costituzione che gli stessi che ci criticano sventolavano fino all'altro giorno dicendo che bisogna rispettare la Costituzione. Un confronto che ci sta, vista la materia, ma che, spiega Zaia, deve portare alla conclusione dell'iter. Vedo che si sta muovendo tutti, insomma, dal capo dello Stato in giù tutti stanno giustamente discutendo di autonomia, l'importante è che tutta questa discussione sia un'inutile perdita di tempo. E in primo piano anche la cronaca per tornare a parlare della camorra in Veneto, perché a 2 giorni dal maxi blitz che ha portato all'arresto di 50 persone, oggi c'è stato un nuovo arresto nel Casertano. È stato arrestato l'ultimo uomo inizialmente sfuggito agli uomini della squadra mobile di Venezia in collaborazione col GICO della Guardia di Finanza di Trieste il giorno del maxi blitz che ha portato all'arresto di 50 persone. Nel primo pomeriggio gli uomini della squadra mobile di Caserta hanno dunque preso Antonio Puoti, 33 anni, ritenuto responsabile di associazione per delinquere a stampo mafioso, usura, rapina, bancarotta fraudolenta e spaccio di sostanze stupefacenti. E mentre si stanno svolgendo gli interrogatori si cerca di capire quale sia il futuro di Eraclea,
Eraclea dopo l'arresto del primo cittadino Mirko Mestre per voto di scambio con la camorra. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha incontrato il PM che si è occupato delle indagini, Roberto Terzo, e poi il procuratore capo Bruno Cherchi. In questi casi difficilmente le cose le può fare una persona sola, ha commentato il prefetto, come già avvenuto in altre realtà italiane. Un sindaco o un assessore singolarmente non possono garantire nulla se non c'è la collaborazione di altri. Per questo è fondamentale la nomina a breve di una commissione d'accesso per compiere le verifiche, mentre la prefettura ha inviato al Ministero dell'Interno la documentazione relativa al comune di Eraclea all'arresto del sindaco, perché proprio dal Ministero dovrà arrivare la nomina della commissione di accesso che poi sarà definita dal prefetto. In base alla relazione finale ci sarà poi la decisione o meno di sciogliere per mafia il comune di Eraclea. Se così fosse sarebbe il primo sciolto per mafia in Veneto. Dramma in Piazza Castello a Vicenza, un bimbo è in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un autobus. La polizia locale cerca ora testimoni dell'incidente. Ore 12, Piazza Castello a Vicenza, una manciata di secondi ed è la tragedia. Un bimbo di 1 anno e mezzo è investito da un autobus che sta attraversando la piazza. Il tempo si ferma, qualcuno, lo stesso autista del mezzo, scende e corre in soccorso. Piano piano tirano fuori da sotto il mezzo pesante il bimbo. La piazza a quell'ora è piena di gente, tutti col fiato sospeso, si teme il peggio. Poi il pianto del piccolo. Per fortuna che è viva, dai. È viva, è viva. Un pianto disperato il suo, mentre i soccorritori lo coprono, cercano di calmarlo. Viene chiamato il 118, intanto si raduna una folla, arrivano i carabinieri e la polizia locale. A fianco al mezzo il passeggino del piccolo, mentre i nonni ai quali il bambino era affidato sono attoniti, disperati, sotto shock. Arriva l'ambulanza, il bambino viene caricato e portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in terapia intensiva neonatali in condizioni critiche. A finire sotto la ruota dell'autobus è stato un piedino, da capire se e quanto sarà recuperabile. Difficile al momento ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il bimbo potrebbe essere sfuggito al controllo dei nonni, oppure stavano attraversando e non si sono accorti del bus che arrivava, o ancora il mezzo non si è accorto di loro. Le telecamere presenti, 3 di videosorveglianza del comune più alcune private, non coprono quel punto della piazza, tanto che la polizia municipale invita eventuali testimoni a farsi avanti, a chiamare il centralino del comando. Inferno stamane lungo la A22 del Brennero all'altezza di Nogarole Rocca in provincia di Verona. Una serie di maxi tamponamenti hanno coinvolto un centinaio di mezzi tra auto e camion in entrambe le direzioni di marcia. Pesantissimo il bilancio che parla di una vittima e oltre una trentina di feriti. 6 gravi, di cui 2 in condizioni critiche, 13 con lesioni serie e 21 lievi, tutti ricoverati negli ospedali tra Veneto e Lombardia. 7 le squadre dei vigili del fuoco intervenute per soccorrere gli automobilisti e mettere in sicurezza i mezzi. Diversi caselli che sono stati chiusi tra Carpi, in provincia di Modena, e Verona. Traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia, visto che appunto i tamponamenti sono avvenuti sia nella carreggiata nord che in quella sud tra Carpi e l'allacciamento dell'A4. A causare i tamponamenti potrebbe essere stata la fitta nebbia. Hanno messo a segno furti in abitazioni e ville tra il Trevigiano e il Pordenonese. Una banda criminale di albanesi è stata sgominata dalla polizia di Pordenone. Si tratta di 3 pregiudicati che avevano la base tra Treviso e Conegliano, un centinaio i colpi con circa 1 milione di euro di proventi illeciti. Il blitz è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba. La polizia di Pordenone, in collaborazione con la squadra mobile di Treviso, ha eseguito arresti e perquisizioni in Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. 3 persone sono finite in manette. Si tratta di albanesi pregiudicati tra i 26 e i 35 anni, una banda strutturata e organizzata, pronta a tutto, specializzata in furti in abitazioni e ville. Le indagini sono scattate dopo un colpo messo a segno a Pordenone il 27 dicembre scorso. La banda in quell'occasione aveva portato via la cassaforte dove erano custoditi monili in oro per un valore di 30.000 euro, 2 pistole e 3 fucili. Dal contesto investigativo che si è delineato comprendiamo come questo gruppo si fosse anche determinato ad utilizzare queste armi durante i loro raid se qualcosa non fosse andato secondo i loro piani, quindi da qui la necessità di bloccarli quanto prima. Gli investigatori avevano individuato 3 utenze telefoniche che risultavano intestate a persone inesistenti ed attivate nell'Interland
milanese, da qui le indagini. La squadra mobile riesce a dare un nome, un cognome ed un volto a quelle schede che poi risultano sempre essere presenti su altri scenari sempre di furti in ville e abitazioni, appunto nelle province friulane di Pordenone e in quella veneta di Treviso. La base logistica della banda era un appartamento al terzo piano di un condominio a Conegliano, uno dei tre invece viveva a Treviso, recuperata parte della refurtiva. Come uno dei tre arrestati faceva l'imbianchino, aveva dei secchi con della vernice, i poliziotti della squadra mobile qui con intuito hanno preso dei bastoncini, hanno verificato che all'interno della vernice vi fosse qualcosa di solido, estratti erano dei sacchetti termosigillati contenenti, ripeto, i gioielli preziosi, da collane, collier, orologi di elevato valore, di marca. Sono ritenuti responsabili di almeno 33 furti aggravati in ville ed abitazioni, oltre che di altri 70 reati predatori in fase di riscontro e riconducibili allo stesso gruppo criminale, tutti commessi ad inizio dello scorso periodo natalizio. Circa 1 milione di euro gli illeciti introiti tra denaro, contante, gioielli, orologi, lingotti in oro. La refurtiva veniva inviata al mercato albanese, sequestrate anche pistole e munizioni rubate e nella disponibilità degli arrestati, ma all'appello mancano delle armi. Mancano all'appello comunque 3 pistole, adesso stiamo ricostruendo investigativamente tutti gli spostamenti per capire dove possono essere celate e occultate queste pistole. Ripeto, inquietante il fatto che si fossero determinati ad utilizzarle, come emerso dal contesto dell'indagine, come sottolineato anche dal pubblico ministero nella sua richiesta di custodia cautelare e anche dallo stesso GIP che ha dato le misure restrittive. I colpi, oltre che del pordenonese, anche fra Vittorio Veneto e San Fior. Le indagini continuano. Una rapina in una sala slot messa a segno un anno fa a Tencarola è finita a colpi d'arma da fuoco. Adesso i carabinieri hanno arrestato un ex affiliato della Mala del Brenta. Tutto parte da questa rapina in una sala slot di Tencarola, nell'immediato Interland di Padova. Non certo uno svolgimento standard, data la reazione incredibilmente audace, al limite dell'incoscienza, del gestore cinese contro i rapinatori armati con revolver, ma anche con un'arma lunga, come si vede dalle immagini. Immagini che mostrano anche il momento in cui banditi sparano, banditi tra cui c'era una vecchia conoscenza che ai tempi ruotava attorno ai criminali di Felicetto Maniero, come tanti altri. Nonostante i vari colpi, il gestore cinese non teme nulla, disarma uno dei rapinatori, volano sedie, il tutto in una serie di azioni concitate e veloci, tanto che bisogna rivederle per coglierne tutte le sfumature. Gli investigatori dei carabinieri si erano concentrati sulla figura del 68enne Marco Padovani, dalla lunga e non gloriosa carriera nel serbatoio senza fine, dalla denominazione vaga ma suggestiva di Mala del Brenta. Soggetti che, come raccontano spesso gli investigatori, quello sanno fare nella vita e quello fanno. In questo caso, secondo quanto dicono i militari dell'Arma, Padovani è stato fermato a casa sua, dove teneva 9.000 euro in contanti e dove il sostituto procuratore Marco Brusegan gli ha fatto recapitare un'ordinanza di custodia cautelare frutto di riscontri incrociati, pedinamenti e addirittura del DNA di Padovani stesso rinvenuto sull'Arma durante la rapina del 2018. Dei 4 rapinatori, Padovani è proprio quello che nella colluttazione con il cinese perde il passamontagna, e di suoi ritratti all'ufficio fotosegnalamento le forze dell'ordine ne avevano già abbastanza. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Gianluca Rana, amministratore e delegato del pastificio creato da Giovanni Rana, contro la sentenza prima del Tribunale di Verona, poi della Corte d'Appello, che lo avevano condannato a risarcire un ex dirigente dell'azienda al quale avrebbe rivolto offese sulla sua presunta omosessualità. In una nota la replica del pastificio Rana, che ha sempre negato e continua a negare che il suo amministratore delegato abbia mai rivolto appellativi omofobi al suo ex dirigente. Infatti già nel 2010 in primo grado, si legge nella nota, il Tribunale ha escluso qualsiasi condotta o atteggiamento persecutorio omofobo in capo all'azienda. L'ambasciatore italiano competente per territorio parla della scomparsa di Luca Tacchetto e della compagna Edith in Burkina Faso e tiene aperte le speranze.
Non ci sono prove della morte di Luca Tacchetto e Edith Blaze, noi continuiamo a cercarli, non ci arrendiamo, faremo tutto il possibile per scoprire la verità. Lo afferma l'ambasciatore italiano in Ghana e Togo Giovanni Favilli, citato dal Gazzettino. Questo anche se il giovane di Vigonza e la sua ragazza non hanno più fatto contatti di alcun genere da quando dal Burkina Faso la coppia aveva informato di essere diretta in Togo. Uno dei problemi è che una fascia di territorio del Burkina Faso, forse il 20%, è di fatto non presidiata dall'esercito locale, ma in mano alle fazioni di Boko Haram. Non è stata ritrovata la macchina e nessun oggetto che possa ricondurre i due italiani, riporta sempre il quotidiano, e questa mancanza è paradossalmente motivo di non abbandono delle speranze. Conclude l'ambasciatore: non posso immaginare il dolore di Nunzio Tacchetto, gli voglio assicurare che faremo tutto il possibile per arrivare a scoprire la verità, non possiamo accettare che un nostro concittadino sia sparito nel nulla. A metà marzo il capo dello Stato Sergio Mattarella tornerà in Veneto, prima tappa Longarone, ma il Presidente della Repubblica potrebbe spostarsi poi nei territori della montagna bellunese devastata dal maltempo di fine ottobre. L'ultima visita nella nostra regione del capo dello Stato risale al 2017, quando Mattarella arrivò a Venezia. E adesso continuiamo ad aggiornarvi sulla vicenda di Giovanni, il bimbo padovano di Piazzola sul Brenta, che deve affrontare un delicato intervento per curare un'anomalia congenita alla gamba. La solidarietà cresce, ma bisogna fare molto di più. Volevo aggiornarvi della situazione appunto economica di Giovanni. Nell'arco di un paio di giorni sono stati raccolti tra donazioni e biscotti circa 14.000 euro che io questa mattina ho depositato nel suo libretto. Mamma Erika ci tiene a mostrare il frutto dell'affetto che in questi giorni sta arrivando al suo piccolo Giovanni. Come vi stiamo raccontando, il piccolo Gio, nato con un'anomalia congenita rara, l'emimilia tibiale, ha bisogno di un delicatissimo intervento che può essere fatto in Florida e costa 400.000 euro. Questa è l'ultima radiografia, ma Giovanni a soli 2 anni è abituato a effettuare visite e controlli più di un adulto, niente lo spaventa. Dall'Italia fino alla Polonia, dove a gennaio hanno confermato ai genitori che questa operazione consentirebbe al piccolo di piegare il ginocchio e fargli poggiare tutti e 2 i piedini a terra. Questo intervento è costoso perché prevede una serie di interventi, sono dai 3 ai 4 interventi in cui dovranno distruggere quello che è stato fatto e ricostruire tutto il ginocchio, ricostruire la cartilagine del ginocchio e poi appunto anche allungare il perone e metterlo alla pari dell'altra gamba per eliminare anche la zeppa. È tutta una serie di interventi e la durata sarà di circa 4-6 mesi che dovremo stare in Florida. Giovanni era ancora nella pancia della mamma quando gli hanno diagnosticato questa anomalia e da allora Erika si è documentata perché non voleva arrendersi all'idea dell'amputazione della gambina di suo figlio. Pare ci sia un'artrodesi, il che vuol dire che la cartilagine del ginocchio non esiste più, cioè ce n'è ancora, però è stato fatto questo per creare una gamba, un arto rigido. Giovanni Vispo, con la sua cresta di capelli scuri, ha una grande passione per il calcio, anche se al momento si diverte di più a giocare con il nostro microfono, spigliato e sorridente, e possiamo dire anche gran coccolone. Ecco come ringrazia quanti stanno contribuendo al suo sogno, donando una somma o comprando i biscotti che un panificio ha creato per lui. Oh, amore, lì, alla zia. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di economia, 10% in 9 mesi e boom di esportazioni in Est Europa delle imprese di Padova e Treviso. Nei primi 9 mesi del 2018 l'export italiano nell'Est Europa è cresciuto del 4,5%, quello del Veneto quasi del doppio, 8,5%, sfiorando i 2,5 miliardi di euro. Ma a spiccare ancora di più è il dato delle province di Padova e Treviso, dove l'aumento ha raggiunto il 10,4%. Come si spiega questo boom del Veneto e in particolare di Padova e di Treviso?
Diciamo che sono aree che sono sempre state fortemente vocate all'esportazione. I nostri imprenditori sono sempre stati un po' pionieri, ancora prima alcuni della caduta del muro di Berlino e subito dopo ovviamente molti imprenditori, perché poi il DNA dell'imprenditore veneto è vocato all'esportazione e all'internazionalizzazione. Nonostante le difficoltà dell'economia e a dispetto del diffuso rallentamento delle esportazioni, l'area del vecchio continente, che va dai Balcani all'Ucraina, 95 milioni di abitanti, PIL di oltre 1.000 miliardi di euro, con crescita superiore al 3% negli ultimi 3 anni, rappresenta per diverse imprese venete una piattaforma strategica. Ci sono paesi in cui abbiamo visto anche dagli dati di oggi il tessile, il calzaturiero la fa da padrone, altre aree in cui c'è una fortissima presenza del metalmeccanico. Quello che è interessante è che in questi paesi, oltre ai settori tradizionali, si stanno aprendo anche nuovi settori come quello delle energie rinnovabili, come quello del turismo, come quello dei servizi. Le proiezioni di Confindustria sono per un ulteriore aumento di un rapporto commerciale che tra il 2008 e il 2017 è già cresciuto del 18,5%, passando da 5 ad oltre 6 miliardi di euro, un rapporto che in origine era vissuto anche di una contestata delocalizzazione che oggi non appare più possibile. Ci sono alcune aree in cui anche lì la manodopera ormai non si trova più e delocalizzano anche loro o vanno alla ricerca di altre fonti produttive. Oggi diciamo, l'evoluzione di quello che fu la delocalizzazione è proprio una internazionalizzazione vera, cioè un vero presidio dei mercati. Torniamo a parlare delle montagne del Bellunese devastate dal maltempo di fine ottobre, perché dopo la stagione invernale si guarda avanti, si guarda a quella primaverile ed estiva, soprattutto perché i boschi e molti sentieri sono ancora impraticabili. Quest'inverno la promessa di aprire la stagione con piste e strutture ricettive pronte ad accogliere i turisti è stata mantenuta. Tutto è andato bene ed ora si sta lavorando per ripristinare sentieri e boschi che per il momento sono impraticabili. Un percorso, come ci spiega il presidente della provincia di Belluno, che non sarà affatto semplice. La ripresa dopo l'uragano è lenta. È una ripresa sicuramente lenta e difficile, soprattutto perché adesso siamo ancora in periodo invernale, quindi di fatto molti interventi non sono stati fatti. Penso che la primavera sarà il punto di partenza, soprattutto per quanto riguarderà le foreste. Lì ci saranno degli interventi, alcuni comuni sono soggetti attuatori, quindi avranno delle semplificazioni nelle procedure, altri non lo sono e ci affideremo sicuramente alla Regione Veneto, al commissario che è stato nominato dal presidente Zaia per cercare di trovare delle soluzioni. Ogni comune, dice, si sta attivando e speriamo che una parte almeno dei boschi verrà sistemata, ma il percorso non è facile, c'è ancora il pericolo valanghe in molte zone. Noi sapevamo che sicuramente l'estate sarebbe stata molto più difficile rispetto all'inverno, perché comunque tutti gli impianti erano a posto e gran parte anche delle piste. Ci aspetta una stagione molto difficile e lì ci stiamo attivando attraverso una mappatura che un po' tutti i comuni, sotto ovviamente la vigilanza e il controllo della Regione Veneto, hanno realizzato per cercare di adesso intervenire ove è possibile. Molti interventi sono già partiti, altri invece prenderanno piede con la bella stagione. Cercheremo di garantire, ha concluso il presidente della provincia, la fruibilità maggiore possibile dei nostri sentieri. E adesso il Carnevale di Venezia, che quest'anno avrà ben 2 angeli. 2 splendidi angeli per il Carnevale Lunare 2019. Saranno Erika Chia, Maria del Carnevale 2018, e Nicole Rossi, Maria dei Lettori 2018, a scendere dal campanile di Piazza San Marco domenica alle 12. Erika vestirà i panni dell'angelo. Il volo dell'angelo è un momento molto importante per tutti i veneziani, è l'apertura di una manifestazione che si conosce in tutto il mondo. Sono emozionatissima, non vedo l'ora, è un'esperienza unica che porterò con me per il resto di tutta la mia vita, è una cosa che racconterò ai miei figli, quindi sono veramente entusiasta. Ma domenica, per la prima volta nella storia del Carnevale veneziano, ci sarà un secondo volo oltre a quello tradizionale, il volo dell'angelo guerriero, rappresentato da Nicole Rossi, 27enne di San Polo. L'idea è partita proprio da lei. È una storia un po' particolare perché nasce tutto da novembre, quando ho avuto l'onore di sfilare assieme a tantissime guerriere dell'Associazione Amiche per la Pelle. Sono tutte guerriere che lottano o hanno lottato contro il tumore al seno.
e in quella serata ci sono state tantissime emozioni dove mi hanno fatto capire di più quanto fosse importante comunque la sensibilizzazione e la lotta, soprattutto con ottimismo, perché lì ho conosciuto veramente delle donne favolose, splendide, che emanavano proprio una luce propria, si vedeva veramente quanto avevano da raccontare. E così ho deciso di approfittare del fatto che comunque ero conosciuta nel mondo del carnevale per dire perché no, perché non provare a creare un volo dedicato ai guerrieri. Sarà Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, l'ospite di 20:10 nella puntata di questa sera. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Ancora qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure, in miglioramento durante l'arco della giornata. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime comprese tra 13 e 16 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 3 e 4 gradi, massime oscillanti tra 12 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non si esclude qualche precipitazione sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime oscillanti intorno ai 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.